Abbiamo approvato in Consiglio regionale una legge che prevede di far diventare l'IRPEF un'imposta regionale, ovvero si toglie l'imposta dello Stato e questa imposta diventa della regione, quindi il cittadino non paga un euro in più. Però i soldi che paga di tasse vanno alla regione e non allo Stato. La regione cosa fa con quei soldi? Per esempio il servizio sanitario, tutti gli ospedali, tutta la sanità viene garantita dalla regione. Quindi è una tappa verso l'autonomia di tutte le regioni, non della regione Veneto e basta. Noi abbiamo fatto questa proposta di legge per portare avanti una battaglia autonomista che va tra l'altro nel solco di quello che prevede la Costituzione italiana, perché è la Costituzione che prevede che le regioni abbiano le loro imposte, cosa che adesso non succede assolutamente. Allora noi diciamo questo: se la Costituzione ha un valore, come ci dicono sempre, devono darci questa imposta. Roma deve fare in modo che questa proposta di legge statale diventi legge dello Stato e che quindi tutte le regioni possano utilizzare questa imposta. Così si applica quello che prevede la Costituzione. Se questo non dovesse succedere, però, vuol dire che la Costituzione non vale niente, oppure che lo Stato non ritiene importante seguire quello che dice la Costituzione. E allora a quel punto non ci possono dire che non possiamo fare il referendum per l'autodeterminazione e per l'indipendenza, perché delle due l'una: o la Costituzione vale e ci devono dare l'imposta sul reddito che si garantisce la regione, oppure la Costituzione non vale e allora facciamo il referendum per l'indipendenza del Veneto.